Buonasera a tutti. Oggi abbiamo il terzo appuntamento di Paesaggi Identitari in collaborazione con l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, di cui siamo particolarmente contenti. Oggi, come abbiamo visto, dopo due conferenze che riguardavano dei paesaggi marini, cambiamo quota completamente e saliamo in alta montagna. Quindi parleremo della paesaggi, le Alpi Valser, paesaggi e cultura, è il titolo della conferenza, che viene tenuta dal dottor Enrico Rizzi, ricercatore e direttore scientifico della Fondazione Enrico Monti, che si occupa specificatamente su studi alpini. È uno dei più esperti a livello internazionale di questi insediamenti particolari, quindi vogliamo ascoltare con grande interesse quello che ci dirà. Gli chiedo solo una informazione così. Se questi valser hanno qualche legame con i masi dell'Alto Adige, per esempio, oppure sono tutto un altro mondo. Questo me lo dirà poi alla fine nel corso della conferenza, se ha modo. Quindi gli lascio direttamente la parola perché mi sembra meglio che sia lui a introdurci su questo argomento importantissimo. Grazie, professore. Grazie. Quindi dal mare passiamo proprio all'alta montagna, perché la caratteristica dei valser, diciamo del popolo valser, è certo quella di essere la componente più elevata altimetricamente nell'arco alpino. Gli insediamenti valser occupano una fascia molto ampia delle Alpi centrali che va diciamo, dalla Savoia al Tirolo. La prima immagine infatti evidenzia in una carta in rilievo fisica delle Alpi, nei limiti in cui si può capire le quote altimetriche, i territori che sono stati colonizzati dai Valser. Questo popolo viene dal nord Europa, esattamente da dove venga gli storici non sono in grado di definire, i linguisti hanno tentato di farlo, tenuto conto che parlano un antichissimo germanico, un tedesco dei più antichi ancora esistenti, grazie anche al loro isolamento geografico. Ma non è facile capire se vengano un ramo degli Alemanni, questo popolo composito che dal nord Europa si è avvicinato alle Alpi nell'Alto Medioevo, o se invece siano direttamente, come delle recenti ipotesi hanno avanzato, un insediamento venuto dalla Scandinavia, dal nord dell'Europa, quindi da terre alte ad altre terre alte. La loro caratteristica è quella di aver trasformato in insediamenti invernali, cioè insediamenti permanenti, territori, testate di valli che in precedenza erano solo sfruttati in estate come alpeggi stagionali. Certo i signori, soprattutto i monasteri, che possedevano queste terre marginali, con scarsi redditi, hanno avuto grande interesse a darli in concessione a questi coloni che erano in grado di vivere, passare l'inverno in altitudini che per il contadino medievale erano ancora altitudini non mai raggiunte dal popolamento permanente. Se noi prendiamo nella fascia alpina una curva di livello di 1500 metri circa, al di sopra nel XII-XIII secolo non abbiamo ancora insediamenti permanenti. Questo vale sia per le Alpi Valser sia anche per le Alpi orientali, cui lei prima faceva riferimento, cioè le Alpi tirolesi, dove altre correnti di colonizzazione hanno raggiunto in analoghe condizioni queste altitudini sempre in quell'epoca. Ecco, quindi diciamo, l'opera dei Valser è stata quella di trasformare, in poche parole, trasformare alpeggi in insediamenti, con tutto quello che questo comportava. Il resistere alla durezza degli inverni alpini, il trasformare foreste in pascoli, perché con le sole foreste non si viveva, quindi un'economia legata sull'allevamento, ma nella fase iniziale soprattutto legata sulla colonizzazione.
il colono medievale era in qualche modo asservito alla terra, quindi il contadino medievale non poteva muoversi, mentre il colono aveva la possibilità di ottenere questo status di colono, che gli dava quindi la prima grande, importante differenza rispetto agli altri contadini, quello di muoversi, trasferirsi, non essere costretto a vivere lì. Certo, bisognava avere la capacità di accettare di andare a vivere in luoghi così alpestri e così difficili. Quindi gli insediamenti valser, possiamo passare alla seconda immagine dove si vede un antico villaggio, piccolo villaggio valser. Gli insediamenti valser sono fondamentalmente formati in origine soprattutto da fattorie sparse, isolate nel territorio. L'accorpamento dei villaggi è stata una conseguenza solo dei secoli successivi, quando soprattutto la piccola età glaciale, l'aumento delle valanghe, la necessità di sfruttare tutta la terra disponibile, già arida e scarsa in alta quota, li ha costretti ad accorpare i loro insediamenti. Questo che vediamo sono case nella valle di Ottro, ad Alagna, sopra Alagna, e approfitto per sottolineare che questo insediamento è a quasi 2000 metri sul livello del mare. E qui, fino all'inizio del secolo scorso, hanno abitato i valser anche durante l'inverno. E l'abitare durante l'inverno e il vivere così in alto comportava, accanto all'economia legata fondamentalmente sull'allevamento del bestiame, un minimo di agricoltura e quindi la coltivazione della segale fino a questa alta quota, l'unica fonte che consentiva di fabbricare quel pane che serviva alla vita della famiglia, alla vita dell'uomo. Alagna è uno degli insediamenti sul fronte meridionale del Monte Rosa, meridionali del Monte Rosa, falde meridionali che sono state tutte circondate da insediamenti valser. Vi voglio ricordare i principali, Gressonei, la Valle dell'Is, quindi Alagna e le altre testate della Valsesia, con insediamenti valser che si chiamano Rima, Armel, Carcoforo, Macugnaga, ai piedi della parete himalayana del Monte Rosa, dove gli spazi erano ridottissimi, ma dove questi uomini erano riusciti a creare una economia di alta montagna. Possiamo proseguire con le altre diapositive, che sono sempre di Alagna. Ecco, qui si vede questa casa modello, uno dei modelli della casa valser, cioè una casa tutta in legno con il solo basamento in pietra. Il legno della costruzione veniva utilizzato con il disboscamento, quindi la creazione di prati e pascoli. Questo insediamento sono costruzioni del Cinquecento. Purtroppo il legno, a differenza della pietra, non ha la durata della pietra, per cui gli insediamenti più antichi che noi oggi abbiamo ancora, che sono rimasti, sono insediamenti non molto precedenti il XVI secolo, XV-XVI secolo. Qui già si vede la struttura di questa particolare casa, detta Casa del Monte Rosa, perché a differenza delle case, come vedremo più avanti, di altre regioni valser, accorpa in uno stesso edificio l'abitazione dell'uomo e il ricovero degli animali. Quindi la struttura di questa casa che è stata chiamata Stadelaus, comunque una casa laboratorio alpino, ha nel piano inferiore l'abitazione dell'uomo, il soggiorno dell'uomo e la stalla degli animali. Nei piani intermedi l'abitazione, le camere dove gli uomini dormivano, e nei piani superiori, molto grandi, il fienile e la raccolta quindi dei prodotti della terra. Quel loggiato che voi vedete e che si vede anche nelle diapositive successive, possiamo passare alla prossima, che qui c'è proprio il disegno che spiega bene
come anche la pianta della casa, con quel loggiato che circonda tutto l'edificio in legno. L'edificio è in tronchi incrociati all'angolo, con il modello del Blockbau, queste travi di larice incrociate sovrapposte che costituiscono la struttura dell'edificio. Intorno a tutto questo elegantissimo loggiato serviva per, e serve tuttora in parte, per esporre le messi che non potevano essiccare completamente nel campo per il clima freddo della montagna, per cui venivano raccolte ancora in qualche modo acerbe e venivano fatte asciugare, esposte a tutti questi loggiati. Nelle sezioni si vedono la parte inferiore, che poi vedremo in altre diapositive, dove c'era anche il ricovero degli animali. Questa è una delle case valser, poi ne vedremo altre, una delle tipologie di case valser. Non esiste una casa valser, ma esistono vari tipi di case valser. Quello che in qualche modo le unisce è la concezione della Blockbau, quindi della struttura in legno, che però ha sempre un basamento in pietra. Possiamo proseguire con le diapositive e qui vediamo, questa è una casa molto significativa perché oggi è il museo delle tradizioni valser di Alagna. Questo piccolo piazzetta è il Dorf è il villaggio, l'unica presenza che vedete dei tempi moderni è il padellone della televisione su quell'edificio, però sono ancora molto ben conservate tutte, c'è stata anche una grande opera di recupero. Questa è la tipica casa valser di Alagna con quel loggiato tutto che le circonda. Proseguiamo, ecco loggiato visto dall'interno, quindi un tipo di costruzione particolare. Si vede l'incrocio delle travi sulla destra, della struttura interna dell'edificio, e quella rastrelliera su cui venivano esposte le messi durante l'autunno. Adesso i villaggi sono in qualche modo compatti. Anticamente ogni casa, il nome della casa in tedesco è Hof, fattoria, plurale Hoffe, ogni casa aveva intorno il suo podere e alle spalle il podere, che era composto da campi per quel minimo di agricoltura che si componeva con l'allevamento. Questa economia mista di agricoltura minima e di allevamento principale in tedesco è definita Alpwirtschaft, economia dell'Alpe, quindi economia della montagna, in qualche modo noi potremmo tradurre. Possiamo andare avanti perché ecco qui, questo è molto importante, ho voluto mettere questa immagine perché è importante sottolineare la convivenza di uomini e animali. Voi vedete qui in primo piano sulla destra il soggiorno degli uomini che vivono in questo ambiente per usufruire del riscaldamento degli animali, mentre sulla sinistra si vedono il luogo dove d'inverno gli animali venivano alloggiati, e questo era il risparmio di calore negli inverni rigidi. Non dimentichiamo che qualche insediamento valser, questo è molto importante da dire, poi lo vedremo anche in una diapositiva, qualche insediamento valser raggiungeva quote superiori a quelle della vegetazione arborea. Il larice arriva fino a 2000 metri, non sempre arriva a 2000 metri, raramente supera i 2000 metri. Ancora oggi ci sono insediamenti valser a 2163 metri, quindi e lì non c'era la possibilità di usare la legna per il riscaldamento, quindi tutto veniva dal basso, o meglio, in molti casi veniva utilizzato lo sterco essiccato degli animali per riscaldarsi. Questo è un segno della particolarità e della straordinarietà
della vita che questi uomini hanno condotto così in alto. Possiamo proseguire, che le diapositive ci aiutano a capire i luoghi. Ecco, il piano superiore era quello adibito ad alloggio delle persone con queste alcove. Oggi sono ambienti suggestivi, in molti casi recuperati per seconde abitazioni. Tutta questa cultura è stata proposta, questa cultura, questa civiltà, soprattutto questa architettura è stata proposta come sito da proteggere dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Questa è un'immagine presa al Museo Walser di Alagna. Se andiamo avanti, passiamo ad un'altra valle, con, vedete, tutto un altro tipo di costruzione. Qui siamo in Valle Formazza. La Valle Formazza possiamo definirla la proto-colonia Walser, perché dal vallese Walser vuol dire in forma contratta Walliser, vallesani tedeschi. Il vallese, come sapete, questa lunga valle ha una parte inferiore di lingua francese e una parte superiore di lingua tedesca. Il Walser, contrazione di Walliser, sono i vallesani emigrati al di fuori dei confini del Vallese. La prima colonia al di fuori dei confini del Vallese è la Valle Formazza. Questo insediamento è a 1420 metri. Qui le case sono tutte separate dalle cascine e dalle stalle. La regione è anche di tipo economico, perché in questa valle che si apre a ventaglio su passi transalpini di grande importanza che dalla Lombardia consentivano di raggiungere il nord Europa attraverso Ginevra, attraverso Berna, attraverso Zurigo, quindi verso le valli del Reno e tutto il nord Europa, trasporti con le somme, con i muli, le sommeggiature, avevano un'importanza economica che si aggiungeva a quella dell'allevamento del bestiame e che quindi, come sempre, condizionava, oltre alla vita delle popolazioni, anche la tipologia e anche l'architettura. Quindi queste case, dette case del Gottardo, perché siamo in prossimità del nodo del San Gottardo, che è un po' il cuore delle Alpi centrali, hanno una parte in legno soprattutto sulla facciata davanti e il retro in muratura, lo vedremo adesso nelle piante delle case che seguono, possiamo proseguire le immagini. Ecco, questo è tutto il villaggio, uno dei villaggi di Canza, quella sagoma bianca è la chiesa, e questo è molto interessante, soprattutto per chi studia l'architettura alpina, perché in questa immagine che raccoglie fedelmente, potrebbe essere la proiezione di una fotografia che proprio ritrae le facciate di queste case, c'è tutta l'evoluzione della casa nei vari secoli. Qui abbiamo case che partono dal 500 e che arrivano fino all'800. È possibile riconoscerla dalla pendenza del tetto, perché in origine queste case, queste costruzioni erano coperte non in pietre, ma in scandole di legno. Le scandole in legno sono quelle tavolette in legno ricavate dall'arice, non segato ma spaccato. L'arice a spacco, seguendo quindi la vena dell'arice, consentiva una forma di fossilizzazione, possiamo dire così, del materiale, quindi della scandola, e quindi la loro durata nel tempo. Durata comunque relativa, per cui dopo 2, 3, 4 secoli dovevano essere sostituite. Purtroppo in tempi abbastanza recenti la sostituzione di queste scandole è avvenuta con lamiere metalliche. Oggi molte di queste case purtroppo sono ricoperte di lamiere metalliche. Invece quando alle scandole si è sostituita la pietra, non alla Valdostana, ma pietre sovrapposte una all'altra, come potete vedere nella prima immagine in mezzo, sotto, pietre sovrapposte una all'altra, è stato necessario dare al tetto una pendenza maggiore. E quindi da qui è possibile riconoscere l'evoluzione delle case nei vari secoli. Insomma, è molto interessante questo villaggio perché molte case hanno la data di costruzione e attraverso le travi di colmo
è possibile dare dei dati importanti anche alla storia del clima. Perché, come voi sapete, con la studio degli anelli di un tronco è possibile stabilire la bontà o meno delle annate. Partendo dalla data di ogni singolo tronco e sovrapponendoli si ha in qualche modo uno studio complessivo dell'evoluzione del clima. Questa è una delle piccole cose che la casa Walser può offrire alla scienza, diciamo. In basso a sinistra vedete una costruzione che in qualche modo nel Settecento e nell'Ottocento sviluppa la doppia parte pietra e legno. La parte in pietra è quella retrostante, solito utilizzata per la cucina, e la parte anteriore in legno per il soggiorno. Andando avanti vedremo un soggiorno come al suo interno. Possiamo passare alla prossima diapositiva. Questa è una casa del Cinquecento. Ecco, una casa bifamiliare del Cinquecento. Molte case venivano costruite da due fratelli e la divisione delle case, come si può vedere qui chiaramente, è verticale, seguendo il colmo, la centralità del colmo. Nelle piante, il primo piano sotto, si vedono le due entrate delle singole case, il soggiorno, che è la parte meridionale rivolta al sole, con nell'angolo quel fornetto in pietra caricato dal retro che consente possiamo passare alla prossima immagine dove forse si vede già, eccolo, consente il riscaldamento della casa. Va detto, è importante sottolineare, gli studiosi, gli storici e anche gli etnologi sostengono che l'uomo è riuscito nel 200-300 a salire così in alto, a vivere così in alto solo dopo aver scoperto la possibilità di riscaldare le case senza fumo. Cioè il riscaldamento avviene dal retro, quindi qui non c'è tutto chiuso. Queste sono pietre ollari che hanno una particolarissima capacità di contenere il calore e mantenere il calore. Una famiglia Walser che sa scaldarsi ancora oggi con un tronchetto di larice alla mattina, un tronchetto di larice alla sera, riesce a tenere vivo il riscaldamento di questo fornetto che naturalmente viene però acceso a ottobre e viene speso a maggio. Ecco, sul lato destro vedete come la cultura Walser ha avuto anche qualche momento di benessere, di ricchezza, soprattutto legata all'economia dei trasporti in questo caso, e quindi immobili anche preziosi. Sull'architrave si vede la data 1790-96. Possiamo proseguire cambiando valle completamente. Qui andiamo nei grigioni e qui ho voluto meglio mostrare il paesaggio Walser così come rappresentato dalla distribuzione di questi edifici. Queste sono rarissime case, pochissime ancora esistenti. Questa è una casa del Cinquecento, nemmeno più abitata, e quindi che ha mantenuto la sua struttura originaria, dove si vede bene la struttura del legno, molto simile alle case di Formazza e molto diversa alle case che abbiamo visto invece nella regione del Monte Rosa, cioè ad Alagna. Andando avanti vediamo ancora una casa, qui siamo nel Walsertal, questa è la stessa di prima vista da un'altra angolatura, dove si vede come la casa viene in qualche modo inserita nel terreno. Questo sarebbe un discorso molto lungo da fare, perché la casa originaria sulle Alpi era incavata addirittura nella terra. Ci sono state delle grandissime discussioni se la casa dei coloni è una casa nata autonomamente oppure si è sviluppata dall'antica casa di pastori che erano quasi delle cavità nella terra. Avevano molte funzioni queste, intanto la protezione dal freddo nella profondità della casa e soprattutto anche la protezione dalle valanghe, perché sul retro, come si può capire anche da questa immagine, la casa non offriva alla valanga che scendeva uno scudo
di sbarramento, ma la valanga in qualche caso riusciva a passare sopra o attraverso dei paravalanghe a passare al suo fianco. Se proseguiamo, ecco, vediamo proprio qui nei Grigioni come il territorio, il paesaggio è ancora oggi, perché queste sono immagini fatte forse 2 anni fa, 3 anni fa, dove il territorio è ancora formato da insediamenti sparsi, totalmente sparsi, dove la fattoria è al centro dei propri poderi. Non ci sono strade, ogni podere comunica con l'altro, sopra, qui siamo nella valle di Safien, ancora una delle più chiuse, più tipiche della cultura valse, si vedono le creste già, e sono nelle creste gli alpeggi per solo lo soggiorno degli animali nel periodo di agosto, perché qui l'inverno è molto lungo, la stagione dei lavori agricoli era brevissima, si doveva in poche settimane, non si può dire in pochi mesi, si doveva raccogliere le provviste per mantenere il bestiame durante tutto l'inverno. Proseguendo con immagini un po' più, un'altra immagine, vediamo ancora nella valle di Safien queste 2 fattorie. Dico 2 fattorie perché gli altri edifici, dove ci sono le finestre circondate da quella cornice bianca, sono le case di abitazione. A fianco ci sono gli edifici rurali. Qui, come in Valle Formazza, con una differenza enorme rispetto alle case che abbiamo visto ad Alagna nel Monte Rosa, gli edifici rustici sono separati dagli edifici di soggiorno degli uomini. Possiamo proseguire e vediamo sempre in questa valle una finagione, oggi con mezzi moderni naturalmente, ma una finagione in pendii molto ripidi, al punto che erano stati studiati, escogitati, elaborati degli arnesi per tagliare il fieno apposta sui pendii, delle falci apposta, degli strumenti apposta, le stesse zappe. Quando nel Settecento venne introdotta la coltivazione delle patate, le stesse zappe erano diverse dalle zappe che si usavano in pianura, i tridenti, eccetera. Vedete come le creste sono ormai prossime alle abitazioni umane. Possiamo proseguire e dovremmo vedere il museo in questa valle di Safien. Questo museo oggi, vedete qui la copertura dei tetti è in pietra, ma comunque con una pendenza diversa da quella originaria che abbiamo visto nella valle Formazza. Anche qui la parte davanti è quella del soggiorno, esposta al sole, la parte retro è invece più incassata nella montagna ed è la Feuerhaus o casa del fuoco, che potremmo tradurre in italiano tranquillamente come cucina. Proseguiamo e vediamo, ecco, qui vediamo un po' sfoccata, ma si riesce comunque a capire. Qui vediamo come è fatto l'Hof-Walser, cioè questi sono tre poderi Walser. Voi vedete la strada che li unisce, l'unica strada della valle, che mette in comunicazione le case con il luogo dove c'è il cimitero e la chiesa. Vedete che sotto, a valle, ci sono i poderi, quelli segnati, quei rettangoli sono i campicelli, dove si coltivava quel minimo di segale e poi dal Settecento le patate. In fondo c'è il torrente che solca la valle, alle spalle ci sono i pascoli primaverili e autunnali, poi c'è il bosco. Ogni podere ha la sua fascia di bosco. Questa divisione, queste piante nascono già con la colonizzazione. Cioè la colonizzazione è già una lottizzazione della montagna. Il signore feudale, monasteri che chiamavano questi coloni a vivere in montagna, già pianificavano questa divisione. Poi c'erano i pascoli che venivano gestiti in comune, ma ogni fattoria, ogni famiglia aveva la sua striscia di valle. Se noi proseguiamo, vediamo lo stesso concetto più esteso nella valle di Avers, una valle dei Grigioni. Questa è a più di 2000 metri
questa è la parte bassa, dove ancora c'è un po' di bosco, poi dopo salendo a 2000 metri il bosco non c'è più e sopra ci sono solo alpeggi. Vedete le case, la strada e i poderi. Possiamo proseguire. E questa è la casa tipica dei Grigioni, dove, come vedete, la pietra sta prendendo, questa è una casa del 600, la pietra sta prendendo corpo rispetto alla parte in legno, si vede nella sezione del fianco, si vede la parte in legno sul davanti e la parte retro dedicata alla cucina, sotto ci sono i ripostigli perché le stalle e le cascine sono altrove. Sotto c'è un soffitto della stube, quindi una certa eleganza, i segni di casato, in cui c'è tutta una cultura legata a queste tradizioni antichissime, ma il tempo non mi consente di dilungarmi e quindi proseguendo vorrei passare in un'altra. Questo è il villaggio, l'insediamento lì. Anche questo sono disegni che vengono dal Politecnico di Zurigo, dove vedete la parte cascina con sotto la stalla e sopra il fienile e le abitazioni tutte separate abitazioni anche grandi, come vedete in qualche caso bifamiliari, non più che bifamiliari. Quindi dove le case sono grandi erano famiglie, diciamo, che avevano un certo benessere, quindi potevano usufruire di molti locali. Proseguendo dovremmo vedere un altro insediamento sparso in una fotografia che, come vedete, è d'epoca, perché questo è a Rosa, nei Grigioni, che ha tutta una storia interessantissima, perché a un certo punto venne addirittura abbandonato per la piccola età glaciale, l'incapacità di vivere, siamo sui 2000 metri anche qui, insediamenti sparsi. A Rosa dai 500 abitanti del 1600 si era ridotta all'inizio dell'800 a 20-30 abitanti perché ci fu una immigrazione, i pascoli erano stati venduti. E oggi però è un centro turistico, oggi sarebbe difficile riconoscere queste immagini. Proseguendo, abbiamo invece la casa nella valle del Prättigau, questa è la stessa tipologia di casa che troviamo nel Vorarlberg austriaco, dove ancora l'abitazione dell'uomo è separata dalla stalla e dalla cascina e intorno c'è tutto il podere. Ecco, l'ultima immagine che io ho portato è un segno della loro cultura. Questa è la finestrella dell'anima, Zelalbalga, in dialetto valser. Il valser era considerato un uomo di grande forza fisica, oltre che di grande coraggio, e la loro esistenza durava anche già in tempi antichi fino a 80-90 anni, molti centenari, secondo testimonianze che sono rimaste. Quando morivano l'agonia era spesso molto lenta, difficile, la lotta con la morte molto acre, e c'era questa usanza che c'è anche in altri popoli, non solo valse, di questa finestra dell'anima che veniva aperta nel momento in cui uno stava per morire, per consentire all'anima di volare in cielo. Qualche studioso, forse Maligno, disse che era un modo anche per abbreviare un'agonia troppo lunga, perché chiaramente una finestra aperta a 2000 metri nell'inverno alpino, dove le temperature scendevano a 20-30 gradi sotto zero, non era certo una cura adatta per una persona in cattive condizioni di salute. La vita dei valser rimasta lassù, il presidio del territorio, lo spirito di libertà, l'amore per la libertà, vorrei dire,
l'autonomia che è presente anche nelle istituzioni dei tribunali autonomi, quello che riuscivano a ottenere dai signori, dai feudatari, in gran parte erano monasteri, era il prezzo per questo loro presidio nell'alta montagna in condizioni di vita estreme. Però va anche detto che ormai avevano talmente capacità di vivere la montagna che anche i luoghi dove costruivano le loro case erano luoghi sicuri. Quando nelle Alpi ci sono state, anche in tempi abbastanza recenti, grandissime nevicate e grandi valanghe, molti si sono stupiti del perché le case dei valser erano risparmianti, mentre in altri villaggi, anche a quote inferiori, dove non c'erano popolazioni valser, la valanga ha fatto molto più strage di uomini, e probabilmente perché i valser, nella loro esperienza secolare, antica esperienza secolare, sapevano scegliere il luogo nel paesaggio dove costruire le loro abitazioni. È un po' come i camosci. Quando a primavera nei resti di una valanga si scoprono tanti animali morti, cadaveri di animali morti trascinati dalla valanga, si scoprono pochissimi camosci, perché il camoscio sa nell'inverno collocarsi in posti riparati dalle valanghe. Ecco, i valser sono un po' come i camosci nelle Alpi e vivono là, diceva un poeta, uno scrittore, là dove nascono i fiumi. Un presidio e una presenza che deve essere conservata assolutamente. Luoghi dove oltre i valser vivono solo le aquile al cospetto delle stelle. Credo di essere stato nel tempo. Sicuramente, se vuole aggiungere ancora qualcosa, noi non abbiamo nulla in contrario. Però Se lei aveva qualche cosa in particolare, io ben volentieri gli argomenti sono tantissimi. Lei aveva qualche suggestione, c'è un professore? signore in sala che vuol fare una domanda, gli passiamo il microfono. Prego, prego, prego. Volevo qualche informazione in più sulle vie che hanno seguito i valser, soprattutto per insediarsi nelle valli del Monte Rosa, diciamo Sesia e Lis, Gressonei, e, e soprattutto in che epoca, collegandosi anche al fatto che presumibilmente la temperatura in quei tempi doveva essere più alta, insomma, per consentire il passaggio soprattutto di animali anche e di vettovaglie Certo. diciamo, ecco. Certo, certo, è chiaro, fondamentale. Beh, dunque, chiaro che questo è avvenuto in epoca di optimum climatico. La piccola età glaciale nelle Alpi, soprattutto particolarmente sentita, è iniziata nel 500. La sua fase più acuta è stato il 600, poi il 700. L'epoca della colonizzazione corrisponde al XII, XIII fino al XIV secolo. Quindi in un'età di relativo ottimo climatico, dove i passaggi alpini erano fatti a pied sec, come dicono i francesi, cioè senza attraversare i ghiacciai. È anche significativo che nella toponomastica, che è una delle testimonianze più importanti della lingua per ricostruire la storia, nella toponomastica, negli insediamenti valser, dove poi ci sono stati dei ghiacciai, i luoghi non vengono chiamati in tedesco Glech ma Firn, che vuol dire nevaio. Il che vuol dire che nell'epoca in cui è stato dato il nome al luogo, e il nome a un luogo viene dato solitamente quando un popolo vi si insedia, viene dato nome alle montagne, ai fiumi, ai torrenti, ai prati, vuol dire che non c'erano ghiacciai. I valichi alpini erano valichi un tempo tutti transitabili con gli animali e con le vettovaglie. Quindi l'epoca dei valser è quella.
le strade che sono state fatte dai valser sono praticamente passi anche a 3000 metri. Non dimentichiamo che tra Macugnaga e Zermatt, il passo del Weistor, veniva da documenti della fine del 300, veniva transitato regolarmente dal bestiame. Molti alpeggi erano anche in valli diverse, quindi bisognava, per andare all'alpeggio, superare le bocchette, le creste alpine. Noi chiaramente con l'ottica contemporanea non riusciamo a fotografare e immaginare nella sua complessità quella che era la geografia del territorio in alta quota in quell'epoca. Dunque, quando lei ha fatto vedere queste immagini, mi sono venute in mente le prime lezioni di architettura quando facevo l'università, dove chiamavano questi edifici che avevano il basamento in pietra e poi il legno come architettura spontanea, che in realtà molto spontanea non credo che fosse. Non c'è. Ma si sosteneva anche, non so se questo è vero, che il basamento di pietra era all'altezza di cui raggiungeva la neve e poi invece la parte in legno era quella che non era sommersa dalla neve. Lei me lo conferma? Questo era solo un discorso che ci facevano dei professori magari abituati ad altri climi? Sì, sicuramente, perché la neve in molti casi in molti casi uscivano dalle finestre del piano superiore a livello della neve. Certamente però, siccome le falde del tetto avevano una gronda molto ampia, la neve non toccava, non raggiungeva l'edificio danneggiandola durante l'inverno. Queste gronde molto larghe consentivano anche il passaggio degli uomini per andare nelle stalle, oltre che per raggiungere gli edifici vicini, senza dover spalare la neve. Che quindi diciamo, costeggiando l'edificio non si poteva camminare senza attraversare la neve. Dobbiamo poi anche dire che durante l'inverno non si muovevano. L'inverno era un letargo straordinariamente anche vivibile, perché non facevano niente. Il letargo degli animali era anche il letargo degli uomini, vivevano in questi soggiorni molto ben riscaldati, con un'escursione termica dalla notte al giorno, chiaramente di 50 gradi anche, ma vivevano beatamente con i piccoli intagli da parte degli uomini, piccoli lavori in legno, da parte delle donne il cucito, il ricamo e poi canti, la vita della famiglia e del villaggio, del borgo. Comunque la pietra, certo, il basamento in pietra era la pietra è sicuramente più resistente del legno, e quindi, ma non si può stabilire un livello della neve sicuramente. E un'altra cosa volevo chiederle. In Nord Europa, cioè soprattutto Svezia, Finlandia, ci sono molte case in legno che sono smontabili. Cioè, infatti, nel Settecento, quando c'era stata una modifica del catasto, perché tante famiglie avevano molti figli, allora vennero divisi i terreni e vennero costruite nuove case in corrispondenza di un piccolo appezzamento per ogni figlio, se no era troppo lungo andare avanti e indietro. E queste case ancora adesso le possono smontare. Queste dei valse si smontano oppure no? No, no, non si smontano. C'è stato qualche caso particolare di smontaggio per riposizionamento di villaggi troppo alti e abbandonati, ma direi che proprio l'origine della colonizzazione è data proprio dalla richiesta dei coloni al feudatario di avere questi poderi in perpetuo, con dei contratti di affitto ereditario, non di vendita, ma di affitto ereditario, che consentivano al colono di trasferire
il possesso del podere ai figli, poi figli dei figli, gli eredi e all'infinito, proprio perché prima, quando i contratti erano a tempo, dopo 9, 10 anni, 15 anni, quant'era la durata del contratto, bisognava spostare tutti gli edifici che erano stati costruiti, bisogna spostare tutto, anche il letame, anche le cascine, eccetera. Mentre la casa Walser nasce come casa, diciamo, definitiva, non spostabile. Lo stesso troviamo nei masi del Tirolo, anche del Sud Tirolo, del Nord del Tirolo, le Schweige, delle Alpi orientali, che sono fattorie di montagna che hanno una storia del tutto analoga a quella dei Walser. Comunque non erano spostabili. Ci sono stati poi momenti in cui l'insediamento in alta quota con la piccola età glaciale era diventato difficile da condurre, e allora le famiglie, anche purtroppo in seguito allo spopolamento che c'è stato, le famiglie, avendo più disponibilità di spazi e anche di case, sono arrivate ad avere una doppia abitazione. Un'abitazione per l'inverno e un'abitazione per l'estate, che non è l'alpeggio. L'alpeggio era un po' più in su ancora. Per esempio nella Valle Formazza d'inverno stavano nei villaggi a 1000-1200 metri sotto la cascata del Toce, per chi conosce la Valle Formazza. Sopra la cascata del Toce, quelli che in origine erano insediamenti anche invernali sono diventati insediamenti estivi, e tutta la popolazione della valle in estate si trasferiva dalla parte inferiore alla parte superiore della valle. Qualcun altro che vuol fare qualche domanda? Sono ancora molto abitati da eredi Walser, oppure ce ne sono più pochissimi? Dunque, gli insediamenti Walser, dove l'economia della terra è ancora viva, sono numerosi, soprattutto nei grigioni, però si combinano ormai con altre economie, in particolare con l'economia turistica e in qualche caso con lo sfruttamento idroelettrico. È il caso della Valle Formazza, dove ci sono ben 7 dighe centrali che portano l'energia a più di un quarto della città di Milano, per fare un esempio, dove quindi gli abitanti hanno la possibilità di questa doppia professione, cioè i giovani che fanno ancora i custodi alle dighe, un lavoro anche piacevole, io ne conosco molti perché vivo là, anche piacevole perché giovani che riescono a laurearsi studiando in alta montagna e a mantenere anche la fattoria in valle, anche perché l'impiego di custode della centrale è così concepito: uno sta una settimana su e vengono contati 3 turni, 8, 3 turni giornalieri, e poi la settimana successiva è a riposo e la terza settimana è a disposizione, quando l'industria idroelettrica ha bisogno di squadre per soccorsi o per situazioni di emergenza particolari. E quindi questo consente evidentemente di una settimana lavorare, tra virgolette, perché il lavoro del custode è un lavoro anche piacevolissimo. Ci sono degli splendidi documentari di Ermanno Olmi sulla vita dei custodi delle centrali in Valle Formazza, e poi soprattutto il lavoro invece dell'agricoltura, della terra, dell'allevamento, dove invece c'è il turismo, gli alberghi, Sonei, Alagna, molti luoghi della Svizzera, dell'Alta Savoia, e allora evidentemente la doppia economia è quella legata al turismo. In qualche valle dove non c'è stato queste possibilità e dove gli spazi erano anche limitati, come certe piccole valli della Valsesia, è certa la sorte di questi luoghi è stata parte l'emigrazione e quindi lo spopolamento. Oggi la montagna vive, e soprattutto le valli Walser, la crisi della natalità, e quindi questo comporta molti problemi, perché
ci sono poche nascite, e quindi, ma questo è un problema in generale della montagna, di cui evidentemente i popoli valse, che io studio particolarmente, rappresentando la fascia più alta, sentono in modo più acuto. Ma con la scuola come facevano, scusi, perché La abitando scuola, così in la alto... scuola la scuola c'è sempre stata, diciamo, c'è una scolarità molto precoce rispetto alla pianura. Anche nelle piccole località c'erano anche fondazioni private, lasciti privati, cappellani, preti che facevano scuola, oltre che occuparsi diciamo, dell'attività del pastorale nelle alte, anche negli alti alpeggi. Una valle come la Valle Formazza poteva avere anche 4 o 5 preti, e la scuola è ancora oggi, nei limiti del possibile, garantita almeno per i primi livelli di studio. Poi certamente per le scuole superiori occorre scendere nel capoluogo della valle. Se posso, approfitto della sua presenza per chiederle ancora una cosa, se non le dispiace. Con il cambiamento climatico che ormai abbiamo tutti presenti, cosa sta succedendo in queste valli? Ci sono problematiche diverse? È più difficile l'economia? Eh, come si stanno muovendo? Che cosa stanno facendo? Che danni hanno? Non so, se ci può Dunque, dare qualche informazione in questo senso, penso che possa interessare tutti. i danni principali sono queste alluvioni travolgenti, che in qualche modo non appartengono alla storia delle quote alte. Il Monte Rosa, che è seconda montagna d'Europa, con i suoi 4.600 metri, ormai i ghiacciai si sono ritirati enormemente. Ancora quest'estate c'è stata un'alluvione disastrosa, non solo in quelle valli, ma anche in altre valli. I torrenti evidentemente ricevono acqua da quote altissime, mentre l'inverno lungo, con le nevicate, proteggeva intanto dai danni delle forti alluvioni, e soprattutto la neve costituiva una riserva per le falde per tutto l'anno. Dall'altra parte, evidentemente, l'autunno, che si prolunga molto più del passato. Un tempo, il 15 ottobre, iniziava l'inverno. Ecco, la meteorologia, anche quella popolare, anche quella dei tempi passati, è in grado di stabilire molto l'epoca in cui andava fatta una certa seminagione, le patate, eccetera, ma mai di stabilire l'inizio dell'inverno. E adesso l'inverno non inizia mai. Quindi l'uomo che vive in montagna ha la possibilità di pulire meglio i boschi, fare lavori che un tempo non gli avevano consentiti. Noi oggi ci troviamo quasi all'inizio di novembre, e se il tempo così prosegue, c'è la possibilità di lavorare nella terra fino a tempi lunghi. Un altro vantaggio, voglio dire, dei cambiamenti climatici è che la montagna è più appetibile dalla gente che vive in pianura, soprattutto in città. Andrà in crisi tutta l'economia dello sci, che certamente non è, come molti pensano, non è risolvibile con l'innevamento artificiale. L'innevamento artificiale non funziona quando il clima si alza troppo, perché naturalmente la neve anche artificiale si scioglie immediatamente una volta, e poi ci vogliono delle riserve idriche che non tutte le valli hanno. Quindi però questo ritorno dell'uomo alla montagna anche un recupero di quelle bellissime case che abbiamo visto, recupero che vuole significare anche lavoro per l'artigianato, per tante attività che in qualche modo andavano scomparendo, è un portato del cambiamento climatico. Certamente è molto sentito, ed è sentito negativamente, in particolare perché l'inverno ha comunque la sua funzione, la sua importanza.
Grazie mille. Mi sembra che con queste parole abbia veramente fatto un quadro molto interessante di queste valli che sono conosciute da chi ama la montagna, ma sono sconosciute da tanti altri italiani, cosa che noi proprio con l'associazione, con queste serie di paesaggi identitari vogliamo cercare di fare conoscere per far capire ancora di più la varietà e l'interesse e le diverse capacità che delle persone che si sono insediate in certe zone, dimostrando una resilienza che è necessaria per poter sopravvivere in queste situazioni, penso. Quindi la prossima settimana, tanto ringraziamo tantissimo il dottor Rizzi di questa sua Grazie a voi. presentazione. La prossima settimana rimarremo sui monti perché ci sarà la dottoressa Kut che parlerà degli orti di montagna della Val d'Aosta, soprattutto una studiosa delle tradizioni, e quindi si potrà in qualche modo sviluppare qualche tema legato che il dottore ha accennato con le coltivazioni, lo potremo sentire meglio la prossima volta. Vi do quindi appuntamento per mercoledì prossimo alle 5. Ringrazio tutti e naturalmente soprattutto l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere che ci ospita. Grazie dottore e a rivederla.